Nuotare nel mio mare dove sono nato, comunque è sempre qualcosa di eccezionale. È con la voce piena di emozione che Marco Daniello, campione di nuoto paralimpico, ha annunciato il suo ritorno al Mediterraneo Open Water, la gara di nuoto in acque libere che si svolgerà a Taranto il 13 e il 14 settembre. Il grande evento sportivo che da 5 anni valorizza il territorio attraverso l'inclusione sociale e la tutela dell'ecosistema marino. Numerosi sono i campioni nazionali ed internazionali che nuoteranno lungo il canale navigabile, passando sotto il ponte girevole e costeggiando il Castello Aragonese per vincere la competizione del circuito nazionale FIN Grand Prix Open Water 2025. Tantissime le gare già consolidate negli anni, come il Miglio Marino Open, la 3 km FIN e la gara Kids, svolta all'interno della Lega Navale di Taranto. Ma non mancheranno le novità inserite nel programma da Massimo Donadei, presidente del comitato organizzatore dell'evento, in occasione del 20ennale del Mediterraneo Sport Taranto. Una gara che nell'ultima edizione ha avuto un grande successo in termini di partecipanti, in termini di iscritti, ma in termini anche di grande visibilità per quanto riguarda la nostra città. Tutto questo per fare sì tanto sport, per dare la possibilità di nuotare in un contesto scenografico fantastico, ma contestualmente la gara diventa anche una gara di alto livello perché avremo tante presenze internazionali, questa è un'altra novità. E ancora una novità sarà il sabato pomeriggio una knockout, una gara nuova, una gara veloce, una gara sempre su medie distanze che vedrà tanti atleti internazionali partecipare. Campioni olimpici provenienti dal Giappone, dalla Francia e dal Brasile, che arriveranno nel capoluogo ionico per gareggiare e scoprire la bellezza del mare di Taranto. Uno scenario irripetibile che, secondo Antonello Cassalia, amministratore unico della Mediterraneo, favorisce l'unione del mondo sportivo con quello culturale, arricchendo l'economia e valorizzando la storia del territorio. Diciamo che la nostra idea quando è nata questa manifestazione era proprio legata a questo tipo di connubio, cioè quello di poter immaginare, di invertire questo paradigma dove sostanzialmente una città di caratura industriale come la nostra avesse delle preclusioni invece su altre fonti economiche. E il turismo poi ancora più settoriale come quello sportivo, perché questa è una manifestazione che in qualche modo ha una caratura internazionale, verranno quasi più di 400 atleti, staranno qui con le loro famiglie per 2 giorni, quindi ovviamente portiamo all'attenzione internazionale la nostra città, le nostre bellezze, il nostro mare.